Negli anni passati giravano parecchie spigole qua sotto, ma purtroppo, come spesso accade, vedete, adesso poi ve lo farò vedere meglio, i ripascimenti delle teste di legno dei politici, di chi non vive il mare in prima persona, ha rovinato anche un po' questo spot, perché troviamo un ghiaione di cava grigio che tra l'altro è incandescente d'estate e quindi non adatto neanche all'utilizzo turistico, a mio dire. Ok che magari la mareggiata farà più fatica a portarselo via, ma abbiamo visto, e chi vive il mare lo sa, il mare quando picchia porta via anche dei massi giganteschi e non ha nessuna fatica a portare via un po' di ghiaietta grigia. Ghiaietta grigia che però si riposiziona sul fondo del mare, soffocando ogni forma di vita, sia di alghe che di vermi, quindi di conseguenza i nostri pesci non trovano più nutrimento. Sto parlando in particolare della spiaggia della Secca, ma vale lo stesso discorso per tante purtroppo spiagge liguri. Vedete il ghiaione incriminato è questo, e questa è la bellissima spiaggia della Secca di Moneglia.